Allora, eccoci qua con il nostro appuntamento con Sulla Notizia. Oggi vorrei proporvi due semplicissimi quesiti. Aspettate un attimo, però, mandami un pezzetto perché dobbiamo fare la procedura per riattivare il WhatsApp con la lettura del codice lì. Un brano musicale, pochi secondi. Greta, Isabella Nilsson Niervandi, 15 anni, pure lei svedese, attivista anti-immigrazione e anti-gender, intervistata oggi dalla Verità. Sono l'antigreta, la mia coetanea ha idee confuse, sono queste le vere battaglie, cioè contro l'immigrazione e la teoria gender o no gender. Il clima è un'arma di distrazione di massa. Quando la interpellano, l'ecologista non sa mai che soluzione proporre. Forse vuole che smettiamo di frequentare la scuola e di fare figli? Così sulla Verità di oggi. Peraltro, adesso volevo proporvi un paio di domande, giusto appunto. Prima però vorrei leggervi anche le precisazioni di Giulio Centemero, deputato della Lega e tesoriere, che è stato ritirato in ballo insieme a Alberto Di Ruba e Andrea Manzoni e alla Lega ancora dall'Espresso, che è uscito ieri. Non è che l'abbiano riportato molto i quotidiani di oggi, per la verità, però, e sono tornati sull'Espresso su questioni di cui già si erano occupati. Ancora una volta, scrive Giulio Centemero, i giornalisti dell'Espresso, nella loro personalissima battaglia, non hanno colto l'occasione per rettificare le precedenti notizie sulla base delle mie ampie smentite o di quelle giunte da Alberto Di Ruba. I due autori dell'articolo di copertina dell'Espresso di ieri, ad alimentare la macchina del fango nei miei confronti per colpire la Lega e nei confronti di altri. Nell'articolo cercano di mettersi al riparo da contestazioni o da figuracce usando lo scudo involontario niente meno che di Banca d'Italia. Il bollettino, o meglio, una contestazione di Banca d'Italia e una segnalazione all'ufficio informazione finanziaria, l'antiriciclaggio. Evidentemente le smentite hanno colpito nel segno. I due giornalisti citano un rapporto riservato della Banca d'Italia, la cui riservatezza evidentemente da qualcuno è stata violata, scrive Centemero, per sottrarsi al confronto e per esercitarsi in caso di errori nell'arte pilatesca di dare la colpa agli altri. Lo ribadisco nuovamente, sperando sia l'ultima.
volta. Non c'è nessun tesoretto della Lega esportato all'estero. La cosa è dimostrata anche da una perizia specifica effettuata dalla prima società di revisione a livello globale, che attesta che nemmeno un centesimo è stato utilizzato in maniera inappropriata, sia per quanto riguarda la Lega sia per quanto riguarda realtà in cui i miei collaboratori e io operiamo nell'ambito delle nostre attività professionali. Evidentemente le conclusioni dei differenti rapporti è difficile che divergano, ma non le si può citare in questa sede per rispetto della norma e della riservatezza. Le vicende narrate riguardano per la maggior parte attività private dei soggetti coinvolti che nulla hanno a che fare col partito e sono volutamente confuse con esso per dare un'aura di opacità e di illegalità in realtà inesistenti. I 49 milioni della Lega riferiti agli anni 2008, 9, 10 non ci sono perché semplicemente sono stati spesi negli anni precedenti all'avvento di Matteo Salvini come segretario. Soltanto nel 2008, per esempio, il PD ha percepito 182 milioni di euro di contributi pubblici e ha sostenuto costi per oltre 40. Peraltro tutto è certificato nei rendiconti del partito che dal 2013 sono revisionati da società di revisione esterne e dalla Commissione per la trasparenza e il controllo rendiconti, partiti e movimenti politici, composta da magistrati esperti in materia contabile. Su tali falsità ho già presentato denuncia querela, conclude Giulio Centemero, nei confronti dei due giornalisti, ma purtroppo, a differenza loro, non ho notizie riservate da fornire. Qualcuno di sicuro dovrà rispondere anche di violazione del segreto istruttorio. Posso sperare unicamente solo che la giustizia faccia il suo corso come per ogni altro semplice cittadino, scrive Giulio Centemero sulla scorta di quanto uscito sull'Espresso. Intanto la prima pagina dell'agenzia ANSA è sulle borse, l'Asia affonda, l'Europa in netto calo e il secondo titolo a Gaza, tacciono le armi. Noi invece apriamo il nostro bel dibattito quotidiano con due domande che vorrei proporvi. Secondo voi Siri si deve dimettere o deve essere il Consiglio dei Ministri a votare sulle sue dimissioni? Primo. Secondo voi l'alleanza con i 5 Stelle dura o duraminga, come diceva il celebre spot? Vedete un po' di esercitiamoci, confrontiamoci su questi appassionanti quesiti. Intanto abbiamo da dar conto di qualche segnalazione a partire dalle 8:30. Il progetto editoriale Le segnalo, scrive un ascoltatore, il progetto editoriale Cultura Identità, un mensile che esce col giornale. La qualità dei temi e delle argomentazioni è rilevante, la periodicità si presterebbe all'integrazione della rassegna, rinunciando ad alcune delle ridondanze a cui ci sottopongono i quotidiani. Ringrazio l'amico ascoltatore che mi fa questa segnalazione. Sono disgustata, Clara da Sondrio, c'è in atto un attacco contro un partito, la Lega, senza precedenti, che arrivano da sinistra, dal centro, dai cosiddetti amici di destra, ma soprattutto dagli alleati di contratto. Una cosa vergognosa. Perciò dico ai leghisti, ma anche a tutti quelli che questi comportamenti fanno schifo, perché ci si combatte sulle idee senza andare sul personale, di andare in massa a votare il prossimo 26 maggio e convincere più persone a farlo, mentre non se ne esce, è il sintetico commento di un altro ascoltatore. Poi scrive Pino, il Papa ieri parlando dei migranti diceva che le diversità culturali e religiose sono una ricchezza. In linea di principio è vero, il problema è che il Papa purtroppo strumentalizza il concetto per continuare con la tiritera dei migranti da accogliere indiscriminatamente. Ormai si schiera contro i sovranisti e questo non è comprensibile. Riguardo al problema del governo, scrive Pino, secondo me questa volta Salvini farebbe bene a staccare la spina subito, intendo dire prima delle elezioni europee. C'è solo da guadagnarci, tanto sappiamo che sia i 5 Stelle sia il PD si sposeranno per non rimanere isolati. Non facciamoci logorare. Buona giornata. Allora, secondo voi 02 66 20 35 29. Staccare la spina subito, come dice il nostro amico Pino via WhatsApp, con i 5 Stelle o tirarla in là? Proseguire nell'alleanza, nel contratto, nel programma? Ho ascoltato 5 minuti Radio Padania e già mi avete fatto venire il voltastomaco, scrive alle 7:51 un ascoltatore che ringraziamo e salutiamo. Salvini come Berlusconi, Lega come Forza Italia, ruba, magna, magna. Le Iene ieri sera hanno fatto vedere una casa costruita dal nonno, scrive un altro ascoltatore, di una giovane proprietaria occupata abusivamente da 2 famiglie italiane alquanto arroganti, mi pare in Sicilia. Il ministro dell'Interno non può fare nulla contro le occupazioni abusive, sì, c'è il decreto sicurezza, visto che utilizzano i minori per non essere cacciati, perché non si prevede la sottrazione dei minori a chi si impossessa di case altrui, scrive questo ascoltatore. Intanto, che fare, come diceva Vladimir Ilyich Ulyanov, detto Lenin, proseguire nell'alleanza oppure no?
con i 5 Stelle, secondo voi? L'alleanza regge? Dura o duraminga? E dall'altra parte, sul caso Siri, come la vedete? Si deve dimettere o no? O deve decidere il Consiglio dei Ministri? Ho capito bene, in Lombardia Gigino presenta e impone un candidato indagato, ma per lui è un atto dovuto. Candidato indagato, adesso andiamo a recuperare l'intervista, perché devo dire la verità, io non ho capito per quale indagine è indagata la signora Maria Angela Danzi, che è capogruppo per le europee del Movimento 5 Stelle. Un punto di programma, catapultata a guidare la lista, presunto sostegno all'ex sindaco di Genova Marta Vincenzi e inchiesta giudiziaria della Procura di Brindisi per il reato di invasione di terreni pubblici. Sarebbe indagata per questo. L'inchiesta che mi coinvolge non mi preoccupa, è un atto dovuto, dice la signora Maria Angela Danzi, capogruppo dei 5 Stelle per le europee. Conobbi la Vincenzi per quanto riguarda la sindaca di Genova al Comitato Pari Opportunità. Rappresentavo i segretari comunali, lei i presidenti di provincia. Ha sempre rispettato la mia indipendenza e il fatto che io fossi sostenitrice del principio di distinzione tra politica e amministrazione, lasciando a noi dirigenti la gestione di personale e appalti. Sull'inchiesta di Brindisi, perché la capogruppo dei 5 Stelle, anzi la capolista, dei 5 Stelle alle prossime europee, al nord naturalmente, nella circoscrizione nord-ovest, Maria Angela Danzi, che è indagata a Brindisi. Sull'inchiesta di Brindisi stiamo parlando, sulla base di notizie di stampa, del reato di concorso in invasione di terreni pubblici per avere partecipato a una riunione, un'infrazione disciplinata da una legge del 1930. Tenga presente che nel corso della mia carriera ho firmato più di 60.000 provvedimenti e ad ogni modo non mi è stato notificato alcunché. Mi sembra più un atto dovuto sul quale non mi soffermo, dice la candidata. Quindi Lorenzo scrive: ho capito bene, in Lombardia Gigino presenta e impone un candidato indagato, ma per lui è un atto dovuto. Per lei è un atto dovuto l'indagine. Intanto abbiamo forse 2 telefonate, scusate l'attesa, ne sentiamo subito. Buongiorno. Padania Libera, Roby Bergamo. Prego Roby. Allora, per quanto riguarda Siri, che facciamo? Me mollare sarebbe un bruttissimo messaggio per la magistratura, vorrebbe dire far governare loro. Ma Salvini è molto intelligente, potrebbe per un attimo chiedere per favore a Siri se si può, diciamo, scansare un attimino per l'autonomia subito della Lombardia e il Veneto, immediata, come ricompensa, tutto lì. E una seconda cosa, sto seguendo la battaglia tra le Iene e Quarto Grado per quanto riguarda la strage di Erba. Sì. Secondo me, ho girato per caso, poi vabbè adesso mi sto appassionando perché avendo seguito su Radio Padania la storia dall'inizio, io credo che Rete 4 sia diventata una cloaca a cielo aperto e non so perché. Persino il ex generale dei RIS sostiene che Olindo e Roda siano colpevoli, pur avendo ammesso davanti a quelli delle Iene che la signora che è stata ammazzata nel piano di sopra mentre Olindo e Rosa erano nel cortile poteva far venire dei dubbi. Una cloaca a cielo aperto, non so a chi interessa tutto questo, ma Rete 4 sta diventando uno schifo. Non so perché, ma secondo me c'è un giro di soldi e di interessi anche negli alti piani della magistratura per quanto riguarda... Ma lì c'è di mezzo anche il professor Picozzi, che ormai è diventato un punto fisso del programma. Schifo. Non so se ha avuto modo di seguire Rete 4. Rete 4 l'ultima non l'ho vista, le precedenti sì, ma comunque mi hanno raccontato per dettaglio. Vomitevole. Buona Padania. Vabbè, ha ragione, anche secondo me, condivido il suo aggettivo. Un'altra telefonata, 02 66 20 35 29. Pronto? Ciao, sono Alessandro da Como. Allora, per Siri direi che se ne sta lì bello fermo e a posto, perché sennò
se chi è raggiunto da qualsiasi avviso dovesse dare le dimissioni a prescindere, penso che si svuoterebbero comuni, province, regioni e Parlamento, perché è talmente facile, basta mandare l'avviso a qualcuno e superi le normali elezioni, decidi tu chi va su e chi va giù, quindi io non farei nulla. Per quanto riguarda il governo, invece io penso che se deve cadere il governo bisogna fare in modo che cada, come giustamente cada per colpa loro, cioè si deve vedere bene che lo fanno cadere loro il governo, perché non rispettano i patti, non dobbiamo farlo cadere noi, secondo me. Terzo punto, una volta che è caduto il governo, però dove andiamo? Torniamo come prima, torniamo ancora con quello di Arcore, torniamo con la menata di prima, cioè non è che ci sono molte soluzioni. No, se no c'è la PD 5 Stelle all'orizzonte, no? In Parlamento è così. Sì, però non hanno i numeri, ci vuole il PD 5 Stelle e qualche altro. No, non credo che non abbiano i numeri, mi pare che con i PD e 5 Stelle i numeri ce li hanno. Ho capito, io pensavo che mi mancasse qualcosa e ci fosse bisogno di qualche rinforzo ancora sì, certo, perché attaccano anche l'EU, sì, non avevo pensato a quello. Sì, se attacchi l'EU sì, ci stanno, poi qualcuno che passa dall'altra parte c'è sempre. Va bene. Però io dico, sarebbe giusto che tutti vedessero che il governo cade per loro, perciò se sempre noi abbiamo fatto vedere il governo. Bene. Non è vero. Ok. Il dibattito ferve, quindi abbiamo un'altra telefonata, poi dobbiamo dar conto anche dei messaggi, dobbiamo leggerli, ci fermiamo un attimo, quindi dopo questa chiamata, con questi due quesiti. Allora, Siri si deve dimettere o no? Bisogna aspettare il Consiglio dei Ministri mercoledì o quel che sarà per votare. Dura o Duraminga, più in generale, l'alleanza con i 5 Stelle. Pronto? Sì, sono io? Sì, prego, buongiorno. Ciao, sono Paolo da Venezia e intanto un saluto a voi che siete molto bravi. Avrei voluto che prima, Giulio, tu magari avessi fatto la domanda a Montanari, mercoledì appunto che ci sarà la riunione del Consiglio dei Ministri, come andrà a finire? Nel senso che se loro votano compattamente, chiaramente votano per mandare via Siri. Ecco, e eventualmente se sarà così, cioè accettiamo e si va avanti, però appunto sono stati loro a cacciarlo, oppure c'è qualcos'altro? Ecco, sentiamo un po' cosa ci dicono Vittorio De Sica e Umberto Melnati. Eia, aspettate un attimo perché questo annuncio con gaff è fantastico. Adesso recuperiamo il volume. Volume perché non si sente? Perché non si sente? Minga non può durare. Dura o Duraminga? Questa è la domanda che ci facciamo noi. 02 66 20 35 29 e intanto abbiamo una piccola pausa, poi leggiamo anche le altre. La miseria, quanti messaggi. Un attimo solo, chiedo a Roberto Colombo prima di riaprire le linee perché dobbiamo dar conto di numerosi messaggi. Ciao Ruspa, come butta? Guarda che sei in onda. Donare il 2 per 1000 alla Lega è importante per i progetti di Matteo Salvini? Sì, la gente lo sa. Sa pure che D43 è il codice da scrivere sulla dichiarazione dei redditi. Sì, D43, lo sa. E che se lo dice al suo commercialista fa tutto lui. È bravo Ruspa.
D43 è una sigla importante. Serve a dare più forza ai progetti che Matteo Salvini vuole realizzare. Quest'anno il 2 per 1000 donalo alla Lega di Matteo Salvini. Dillo al tuo commercialista. Donare il 2 per 1000 alla Lega è un'ottima azione. www.2per1000lega.it. Per la tua pubblicità su Radio Padania Libera, scrivi a spot@radiopadania.net. In molti ci invidiano e ci odiano perché siamo ancora liberi. Se vuoi aiutare Radio Padania, segnati il nuovo IBAN per i tuoi bonifici. IT 89R 08453 01602 000 000 101971 presso la Banca di Credito Cooperativo di Milano SC. Aiuta Radio Padania. Diventa nostro editore. IT 89R 08453 01602 000 000 10 19 71. Won't you
la pausa, 02 66 20 35 29, tra poco riapriamo, ma abbiamo anche una serie di messaggi. I quesiti sono ben due, nemmeno uno, ovvero: che fare con Siri? Si deve dimettere? Siri non si deve dimettere? Si deve andare al voto nel Consiglio dei Ministri quando si terrà sul suo caso? Come la pensate? E poi, dura o duraminga? Cioè, dura o no l'alleanza di governo Lega 5 Stelle? Staccare la spina o non staccarla? 40 secondi di audiomessaggio, lo sentiamo. Allora, ciao, sono Cristiano da Bergamo. Secondo me l'errore è stato mettere Siri, con tutto il rispetto, però ne aveva avuto una condanna per bancarotta e secondo me è stato un errore metterlo, perché sappiamo come funziona e comunque questa è una cosa che a mio parere non è giusta. E poi l'alleanza con i 5 Stelle, arriviamo alle europee e poi tiriamo le somme, perché cioè veramente io sono stanco di questi 5 Stelle, sono molto stanco. Ciao. Bene, la signora Pendino, scrive un altro ascoltatore, è finita da molto tempo nel vortice della magistratura, eppure ancora al suo posto. Alla Lega i suoi rappresentanti hanno messo un tirassegno in fronte, Lella. Poi Battista da Genova, tutti contro la Lega, destra, sinistra, soci di contratto, ma il popolo sceglie Salvini. E poi, ciao direttore, Enzo da San Mauro, secondo me è meglio tapparci il naso e proseguire, altrimenti si va a rischio di un governo PD e 5 Stelle, oppure un governo di Mattarella con un Cottarelli. Riguardo di Siri non bisogna mollare, deve rimanere, scrive Enzo da San Mauro Torinese. E ancora un altro messaggio, ieri la signora Picerno è tornata alla carica con i 49 milioni con Ciocca, non poteva dirlo chiaramente che al massimo quei soldi li hanno persi gli elettori leghisti. Per quanto riguarda Siri non si deve dimettere. Caro Giulio, scrive ancora Gianni da Genova, la nostra radio rispetto agli altri è come quest'acqua azzurra e chiara dalla spiaggia di San Fruttuoso, che meraviglia. Da quando ascolto Radio Padania non ho nessun problema con lo stomaco. Poi un altro scrive, altro ascoltatore, Siri si deve dimettere, Pino, insieme a tutti i ministri leghisti, altrimenti no. E ancora, sono d'accordo, decisi su autonomia e flat tax secondo le nostre proposte. Se i grillini mettono come ultimamente i bastoni nelle ruote per far saltare il banco, temo purtroppo un inciucio col PD o un governo tecnico alla Monti, scrive Arturo. Sono d'accordo con la signora su Quarto Grado e la strage di Erba, uno schifo. Scrive ancora un altro ascoltatore, Duraminga non può durare, mi sembra che l'ostinazione su Siri sia sproporzionata rispetto alla sostanza. Il matrimonio col PD è nell'aria, Salvini non ha bisogno di consigli, temo che i numeri però li trovino. E ancora un altro messaggio, Gino di Ostia, Salone del Libro a Torino, necessità controllare che non ci siano discriminazioni di pensiero e divieti verso chi espone. Troppo spesso la sinistra la fa da padrone, ricevono finanziamenti pubblici dallo Stato e dalla regione e dal comune. Sono soldi nostri, non devono discriminare, scrive Gino da Ostia. E ancora, sto sempre aspettando l'interrogatorio di Davide Boni, aggiunge Lorenzo. Poi abbiamo la miseria, quanti messaggi, velocemente dobbiamo andare, 15 secondi di audiomessaggio. Ciao Giulio, ciao a tutti gli ascoltatori, sono Giancarlo, camionario di Verona. Per conto mio Siri non si deve dimettere, aspettiamo il Consiglio dei Ministri, mi sembra la cosa più giusta. Ciao, buona giornata a tutti. Attenzione, Anna Maria da Vicenza, la Lega non deve far cadere il governo, verrebbe data la colpa a Salvini di non aver voluto rispettare il contratto e tradito gli italiani. Siri, scrive Anna Maria, non deve dimettersi, oltretutto non è stato ancora convocato dalla magistratura per l'interrogatorio. Rita, una delusione questi 5 Stelle, comunque se io fossi Siri mi allontanerei in attesa del giudizio, certa della sua innocenza. Troppo signore Salvini, meglio Berlusconi. E ancora, si compra il palazzo con soldi da San Marino e replica tutto regolare, questo l'abbiamo già visto. E poi 13 secondi di audiomessaggio. Ciao a tutti, sono Pietro. Siri si deve dimettere? Solo lui lo sa. Se le ha preso la mazzetta si deve dimettere subito. Se non l'ha presa deve starne incollato con il Bostic. Ciao. E allora, un altro messaggio, un invalido, scrive Matteo da Varese, può campare con 280 euro di pensione al mese, offrite almeno un viaggio di sola andata in Svizzera, vergogna, promesse mancate, ipocrisia. Poi staccare la spina dopo le elezioni e Siri deve rimanere al suo posto alla faccia
dei 5 Stelle. 5 Stelle, scrive Mariuccia da Brescia, convivenza faticosa, stimo Salvini per la sua pazienza e coerenza. Attenzione a staccare nel momento giusto, scrive Mary da Vicenza, perché il golpe rosso col governo di necessità del presidente Mattarella è lì pronto. Se non scenderemo tutti nelle strade e nelle piazze, ne abbiamo già visto i danni che hanno fatto Monti, Letta, Renzi, Gentiloni, svendendoci la nostra libertà e democrazia. E poi ancora un ultimo messaggio, Antonia dalla Spezia: Siri non si deve dimettere, 5 Stelle perderanno consenso, la gente preferisce l'originale, cioè il PD e non la fotocopia. Via SMS vediamo anche i messaggi pur numerosi. Siri deve farsi sfiduciare, scrive Andrea dal Consiglio dei Ministri. Dopodiché chiudiamo i conti, intanto riapriamo le linee 02 66 20 35 29. Siri si deve dimettere o no? E poi Dura o Duraminga l'alleanza con i 5 Stelle? Staccare la spina subito, prima, dopo, mai? Allora mai dire mai, comunque nel senso sì o no, staccare la spina. Siri deve farsi sfiduciare, Siri autosospendersi, scrive Mario da Monza, se il reato non sussiste, far pagare i magistrati. Alleanza che fare? Se possibile limitiamo i danni, altro SMS. Siate molto bravi, grazie Patrizia da Questa Torino, non occorre che trasmettiate il messaggio, l'abbiamo trasmesso. Si deve dimettere in cambio dell'autonomia, scrive Rosa da Torino, se è innocente ne esce vittorioso a scapito dei 5 Stelle. E poi ancora, chissà se Salvini manterrà la promessa di ricorrere contro la sentenza del Tribunale di Bologna che obbliga l'iscrizione all'anagrafe dei richiedenti asilo. Lo vorremmo proprio sapere. E altro SMS, Adri da Magenta: il governo non deve cadere per mano nostra, altrimenti finiremo male. Dura, scrive un altro ascoltatore, il pompiere. In alternativa c'è l'avvoltoio di Arcore e i 5 Star evaporano, siamo lì. Ho capito la strategia dei 5 Stelle, scrive via WhatsApp Alessandro da Brescia, vogliono mettersi col PD, così visto tutti gli indagati che della sinistra governeranno da soli. Grazia da Bari, dobbiamo arrivare al 26 e poi staccare la spina dalle stelle. Mattarella sta sicuramente organizzando qualcosa, attenzione su Siri non so, credo sia un complotto, avanti Lega. Staccare la spina dalle stelle è bellissimo. Comunque 2 telefonate mi sembra che abbiamo allo 02 66 20 35 29. Pronto? Pronto, buongiorno. Ciao, sono Nando da Pioltello. Ma sulla faccenda di Seri, se licenziamo Seri e poi viene riconosciuto innocente, possiamo licenziare anche i magistrati che lo hanno indagato? Perché chi sbaglia paga a casa mia, no? Se sbaglia il politico paga il politico e va in galera, ma se sbaglia il magistrato bisognerebbe che quel magistrato lì cambi mestiere, una volta che sia impicciato nei poteri di un'altra branca dei poteri dello Stato. Poi sulla questione dei 5 Stelle, mai governo tecnico, mai Nazareno, mai Inciuci, mai ritorno al passato. L'unica cosa che chiedo a quei grillini che si sentono di sinistra è il perché si sentono di sinistra. Se si sentono di sinistra per fare il salario minimo, il reddito di cittadinanza, posso anche capirlo, discutiamone assieme. Se si sentono di sinistra per fare i gretini, per fare la sugar tax, per fare il cambiamento climatico, tutte quelle menate del PD, forse è meglio che ci ragionino sopra un momentino se sono davvero di sinistra o se sono gretini. Ciao. Bene, ti ringrazio, c'è un'altra telefonata. Pronto, buongiorno. Buongiorno, sono Sergio da Bolzano. Senta, io su Siri sono veramente a fianco a lui, per conto mio non si deve dimettere, perché tutti quanti dicono che lui ha avuto una condanna per bancarotta. Lui ha patteggiato, se non sbaglio, no? Sì. Ed era un singolo cittadino, come sono io per esempio. Sì. No? Se io come singolo cittadino patteggio anche perché magari non voglio avere un iter giudiziario lungo 10 anni, 15 anni. Allora patteggio perché posso così evitare un calvario giudiziario. Secondo me qui c'è la magistratura che ci gioca sopra insieme al 5 Stelle, perché potrebbero benissimo già oggi o domani mattina chiamarlo e chiedergli conto di quello che succede. Non lo fanno perché c'è un gioco sporco, secondo me, alle spalle. E io sinceramente non darei le dimissioni. E a Salvini direi una cosa: tieni duro e controbatti bene questi 5 Stelle come hai fatto ieri. Dagliele sul muso, secche ogni volta, che siano loro a staccare la spina.
Grazie, Bene. viva la Lega, viva Salvini. Grazie anche a te. Proseguiamo con le vostre telefonate sui due quesiti. Siri, che deve fare secondo voi? Si deve dimettere, non si deve dimettere? Secondo, dura minga, detta alla lombarda, ma anche secondo un vecchio slogan del Carosello. Cioè, bisogna staccare la spina all'alleanza o proseguire, visto che magari, come paventa qualcuno, poi arriva di peggio. Mentre scrive un ascoltatore ancora via WhatsApp, quando verrà eletto il prossimo Presidente della Repubblica? Quando scade Mattarella, che non mi ricordo più quando è. Comunque poi guardiamo quando è stato eletto Mattarella, non me lo ricordo adesso onestamente. Intanto abbiamo 55 secondi di audio, ma questo lo sentiamo dopo. Prima le telefonate, sono 202 66 20 35 29. Pronto? Sono Marco da Mantova. Ciao. Buongiorno Marco. Allora, condivido l'ultima telefonata. Sicuramente se dovesse cadere questo governo arriverebbe molto di peggio. Però io mi faccio una domanda. Ma dove sta il problema? Allora, anche se Siri si dimette, rimane comunque parlamentare. E poi, chi andrebbe come sottosegretario al posto di Siri? Quindi, se partiamo dal presupposto, come ho già sentito, se Siri ha la coscienza pulita, non avrebbe problemi a dimettersi. Ok? E poi, il discorso è legato al futuro governo. Tutti quanti tutta l'opposizione sta tifando perché questo governo cada. Il PD probabilmente perché ha un accordo sottobanco con la parte sinistra dei 5 Stelle e Berlusconi non è che potrebbe anche ritornare in gioco con un tra virgolette Nazareno mascherato in un Nazareno tris governo PD 5 Stelle o anche un governo Cottarelli. Quindi secondo me conviene rimanere dove siamo, anche perché con Berlusconi cosa abbiamo ottenuto in passato? Direi forse peggio delle briciole. Ciao a tutti, grazie. Bene, è chiarissimo il tuo pensiero. Intanto a proposito di Nazareno, sul Fatto di oggi c'è una intervista doppia ad Anna Ascani e Stefania Prestigiacomo, cioè PD 5 Stelle. Aspettiamo che il vento cambi e poi torneremo noi al plurale. Stefania Prestigiacomo, come fanno i leghisti senza di noi? Vedendoli all'opera uno si mette a piangere dalla rabbia. Io sono molto più brava. Anna Ascani, PD, noi del PD dobbiamo farcela da soli, io col Movimento 5 Stelle non vado neanche al bar. Quindi torneremo noi, dicono PD e Forza Italia, attraverso due esponenti, Anna Ascani e Stefania Prestigiacomo, in un'intervista doppia oggi sul Fatto Quotidiano. Sul Fatto Quotidiano c'è anche un'altra bella storia, quella dei terrapiattisti, ma qui entreremo in un altro ambito. 02 66 20 35 29, due telefonate e poi l'aggiornamento sui messaggi che continuano a giungere abbastanza copiosamente sul quesito Siri si deve dimettere o no, e dura o dura minga 5 Stelle Lega. Pronto? Sì, pronto, Antonello dal Veneto. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Per me la domanda è un'altra. Sì. La domanda è questa: cosa impariamo dalla buccia di banana in cui è scivolato Siri? Del Siri. Ecco, questa è una domanda interessante. Questa è la domanda. Questa è una domanda interessante. Cosa risponde lei? Io rispondo che coloro i quali, perché Salvini si sta facendo la mazza, coloro i quali collaborano con Salvini devono fare attenzione a dove mettono i piedi, con chi parlano, cosa fanno, cosa propongono, perché sennò i nemici sono pronti come gli avvoltoi. A lei sto Arata non gli piace mica tanto, mi desumo io. No? No, è una domanda. Cosa c'entra Arata? No, dico, deve stare attento con chi va, a chi intendeva lei. Bisogna fare attenzione a come si muovono le carte, a quello che si dice, perché abbiamo dei nemici che sono pronti come degli avvoltoi a sbranarci. Sì, concretamente? Sto intendendo dire. No, concretamente adesso si saprà concretamente se ha sbagliato e se è scivolato in qualche buccia di banana. Questo è il punto. Va bene. Sì. Benissimo, io non ho mai visto uno che, diciamo, un corrotto, un ladro, compagnia bella, dire in coscienza io ho rubato, quindi mi dimetto. O no? Quando è che l'ha visto lei? Tutti si professano innocenti, quindi... E allora o no? Se si professa innocente sta lì, però impariamo, e questo è il punto, che dobbiamo fare attenzione a come ci muoviamo. Questo è molto importante. Io intanto la ringrazio, buona giornata anche a lei, un'altra telefonata e poi abbiamo l'aggiornamento dei messaggi. Pronto? Ciao, sono Massimiliano Bellusco. Cioè la Massimiliano, come andiamo? Ciao,
Bene, mica bene perché mi sono appena tolto un dente. Ascolta. Ciumbia, ma non per metafora, fisicamente proprio. Sì, fisicamente. Ascolta, ma i 5 Io invece Stelle mi sono tolto un sasso dalla scarpa, ma fisicamente proprio. I 5 Stelle non avevano mica chiesto l'impeachment di Mattarella. Ciumbia, Ti sì. ricordi? Mattarella è eletto nel 2015, scade nel 22. Ma loro gli avevano chiesto l'impeachment, invece Scade, adesso vanno come lo pure yogurt. d'accordo, non si sa perché. Poi per quanto riguarda invece Siri, mi sembra che sia stato condannato dal Corriere della Sera e da Repubblica, perché non mi risulta che i magistrati abbiano messo delle intercettazioni sui giornali. Le hanno messo i giornali, i magistrati non l'hanno ancora sentito, non l'hanno ancora riportato a giudizio, e allora di che cosa stiamo parlando? I Grilli, nel contratto c'è scritto che quando uno viene rinviato a giudizio allora deve dimettersi. Siri non è ancora stato rinviato a un bel cavolo di niente, e allora Grillini, per favore. Ciao Giulio. Ti saluto, intanto abbiamo un audio messaggio, lo sentiamo via WhatsApp al 346 6427 756. Ciao, sono Sergio da Genova. Secondo me la faccenda è siffatta. L'attacco principale è alla volta di Siri, ma per bloccare la flat tax, perché la sinistra, cioè il PD, sa benissimo che se si riuscisse ad approvare la flat tax loro avrebbero poca speranza di ritornare al potere, visto che l'unica cosa che sanno promettere sono solamente patrimoniali e altre tasse. Quindi, a mio parere, Siri dovrebbe mettersi un attimo da parte per però far continuare la flat tax, e quindi potrebbe continuare a lavorare sulla flat tax pur non stando dentro il governo come sottosegretario. Ciao, grazie. Bene, questa è l'opinione del nostro amico da Genova. Poi abbiamo un tweet di Guido Crosetto rilanciato: forse è meglio che Siri si getti la spugna e si dimetta prima che emerga anche quella brutta storia di quando rubò un morso di Kinder Bueno a un compagno d'asilo. Storia triste e mai emersa finora, ma negli archivi della magistratura da tempo, con le intercettazioni delle mamme. Il nostro amico Alessandro Manzoni ce l'ha girata via WhatsApp. Buongiorno, i 5 Stelle fanno di tutto per far cadere questo governo e il loro obiettivo è allearsi col PD, scrive un'altra ascoltatrice. Siri chieda alla magistratura di mostrare le carte. Sembra un intervento come al bravo governatore Cota, poi risultato innocente. La Raggi perché rimane ancora lì, ha ridotto Roma peggio di una cloaca a cielo aperto, perché i romani non chiedono le sue dimissioni, scrive ancora via WhatsApp un altro ascoltatore. Poi un audio messaggio. Sono direttore d'orchestra Bartolomeo Pestalozzi a Rogoredo. Volevo parlare del Papa, ma dicendo che è una cosa allucinante, non è più il mio Papa, non è mai stato, ma io dico, ma gli ortodossi sono cristiani ortodossi. Pestalozzi, oggi parliamo non del Papa, bensì di altri due argomenti, Siri e il Dura o Duraminga. E ancora non ho idea, scrive un'altra ascoltatrice, credo che Salvini sa più di noi quello che deve fare. Buona giornata anche a lei. L'importante, dice Lorenzo, sarebbe essere al governo quando verrà eletto il prossimo presidente nel 22. La questione bancarotta di Siri risale a 3 anni fa, e quindi i 5 Stelle ne erano al corrente quando hanno fatto il governo. Cui prodest questa storia, si domanda Lella. Cosa c'entra l'eolico con le infrastrutture? Si domanda un altro ascoltatore, giustamente peraltro, perché l'eolico c'entra come pizza con la pizza coi fichi, mentre abbiamo già la sigla 02 66 20 35 29. Facciamo in tempo a leggere gli SMS. Adesso ci fermiamo. Buona giornata, non mi pronuncio su Siri, è tutto un gran casino, scrive un altro ascoltatore. Siri deve dimettersi, scrive Pia, il governo non deve cadere perché il dopo è peggio. Stamattina una rappresentante 5 Stelle, altro SMS, ha elencato i 3 punti da portare in Europa alla distribuzione dei migranti in Europa. Ma se in Europa non vogliono nemmeno i profughi, visto che non esiste obbligo di concedere asilo, men che meno i clandestini? Complimenti, Beppe Grillo ha creato un mostro, i 5 Stelle, scrive Anna. E poi lasciateci assaporare l'esito del 26 maggio, scrive un altro ascoltatore. Sì, Siri, lasciatelo parlare con i magistrati e si arrivi a una decisione. Infine l'ultimo WhatsApp appena arrivato, penso, scrive Fiorenza dalla Val di Susa, che 5 Stelle e Lega devono rimanere insieme al governo. Pensiamo
a cosa avevamo prima. Con questo ci salutiamo, buona mattina a tutti da Giulio Cainarca. Velocissimamente adesso andiamo a vedere se cosa c'è dopo nell'onda libera, ve lo dico subito. Nell'onda libera abbiamo tra poco con Antonio Verna, Guido Guidesi, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Andrea Dara e Paolo Tiramani, Vanessa Cattoi, deputati Lega, Maurizio Campari, senatore, per tutti la gamma possibile e immaginabile di temi dell'attualità politica. Dopodiché il lunedì dell'imprenditore con Sammy Varin, Dario Polini, Valentina Lucarelli, Scenari economici, lo scrittore Cristiano Chiesabini, Stefano Pietta, affetto da tetraparesi spastica dalla nascita, che ha fondato una web radio per sensibilizzare le persone sulla disabilità, un tema importante, con Sammy Varin nel pomeriggio, Potere al Popolo. Con questo veramente buon ascolto e buona prosecuzione di ascolto a tutti da Giulio Cainarca. È convinto che la forza del pensiero sia la sola libertà. La libertà non è stare